Ieri come oggi sono i grandi elettori che eleggono il capo dello Stato e se per la 16ª volta Roma ha designato il Presidente della Repubblica Italiana, nel 1500 era il Maggior Consiglio a scegliere il Doge della Repubblica di Venezia. E se a Montecitorio erano 1900 appunto i grandi elettori, a Palazzo Ducale si è arrivati anche 2500 patrizi veneti pronti ad esprimere la propria preferenza. Solo che la procedura per la designazione era davvero complicata per evitare che ci potessero essere condizionamenti come ci racconta Valeria Favretto, studiosa di storia veneta e medievale. Il sistema di elezione del Doge si chiamava andare a balotta. Il Maggior Consiglio si riuniva in seduta plenaria, i patrizi a turno pescavano da 3 cappelli chiusi delle palline. La maggior parte delle palline era di argento, alcune erano d'oro. Chi pescava la palla d'oro proseguiva con il sistema in cui venivano eletti degli elettori. Razionalità e sorte, dove i primi 9 scelti ne sceglievano altri 40, che poi ne risceglievano altri 12 e così via, fino ad arrivare a 41, che poi invece sceglievano proprio il Doge. Una carica importante per la quale molti patrizi ricchi erano disposti a spendere molto pur di catturare voti, e invece per molti patrizi poveri, in disgrazia economica, era un momento per raddrizzare cassa e debiti. Solo che durante le votazioni nessuno poteva parlare o fare cenni o ammiccamenti, con il risultato che gli accordi si facevano fuori. Però poco lontano dal Palazzo Ducale c'era un cortiletto, un orticello chiamato Brollo, in cui i patrizi avevano preso l'abitudine di fingere di incontrarsi e di fingere di parlare del più e del meno. Oggi potrebbe essere il transatlantico di Montecitorio, ma sarebbe meglio di no, considerando ciò che ne è derivato. Era in questa occasione che riuscivano a sviluppare strategie di accordo, definizione dei candidati e compravendita dei voti. È proprio da questi accordi fatti in broio che deriva la nostra parola imbroglio, che ha origine veneziana.